Con noi perché adesso andiamo a parlare di un argomento molto importante che riguarda molte famiglie, perché non tutti lo sanno, ma i pugliesi ogni anno spendono 176 milioni per usufruire dei servizi dei collaboratori domestici. 26.000 persone in Puglia che hanno come datore di lavoro le famiglie che però non sempre si rendono conto di essere dei veri e propri datori di lavoro al pari degli imprenditori, degli industriali, e non calandosi in questo ruolo spesso commettono degli errori che poi li portano ad affrontare delle vertenze che sono giuste ma che si potrebbero evitare. Eppure è tutto così semplice, basta poco per mettersi in regola. Tra un po' ne parliamo con chi ci può spiegare come fare. Prima vediamo questa scheda di Claudia Bruno che ci spiega un po' tutti i numeri che girano attorno alle collaborazioni domestiche. Claudia Bruno. Sono oltre 26.000 lavoratori domestici regolari in Puglia e quanto emerge dai dati INPS relativi al 2017. Si tratta prevalentemente di donne, il 90%, prevalgono le colf rispetto alle badanti. Circa il 45% è costituito da italiani, tra gli stranieri i lavoratori provengono in prevalenza dall'Est Europa e dall'Asia. Ogni anno le famiglie spendono 171 milioni di euro tra retribuzione, contributi e TFR. I collaboratori domestici hanno un'età media di 47 anni e percepiscono poco più di 5.000 euro all'anno. Nella maggior parte dei casi non è richiesta la convivenza con i datori di lavoro, i contratti sono inferiori alle 50 settimane. Si tratta per lo più di collaboratori generici e di operatori che offrono assistenza a persone autosufficienti nella pulizia della casa o a persone non autosufficienti. Quanto alla distribuzione territoriale, la maggior parte delle colf vive a Bari, il 42%, ma è a Lecce che si registra la maggiore presenza rispetto alla popolazione, sia nel caso delle colf, 6 ogni 1.000 abitanti contro una media regionale di 3,7, sia in quello delle badanti, quasi 7 ogni 100 anziani a fronte di una media di 4,5. Il numero di badanti potrebbe crescere nei prossimi anni considerando l'aumento degli anziani. Nel 2050, secondo le previsioni dell'Istat, gli ultraottantenni saranno quasi 500.000, il 14% della popolazione. Allora, come evitare le vertenze, come mettersi subito in regola, come avviare un contratto in maniera regolare? Buongiorno a Lorenzo Gasparrini, che è il segretario generale di Domina. Buongiorno, buongiorno a lei. In due parole, ci dice cos'è Domina? Domina è l'associazione che tutela le famiglie nel rapporto di lavoro domestico, per cui aiuta le famiglie nell'individuazione del lavoratore, nelle comunicazioni all'INPS, elaborazione buste paga, MAV e chiusura del rapporto di lavoro, nonché aiuta le famiglie nel caso ci siano vertenze. Un po' come le associazioni di settore tipo Confindustria che stanno a fianco agli imprenditori, voi siete a fianco ai datori di lavoro dei collaboratori domestici. Esattamente così. Quali sono gli errori più comuni che le aziende famiglia, possiamo dirla così, sì, commettono? Sì, allora, innanzitutto, come diceva prima, non rendersi conto del proprio ruolo, quindi non considerare questo lavoro come un lavoro vero e proprio, che è contrattualizzato, per cui ci stanno delle buste paga da pagare, dei contributi da pagare. C'è un regolamento che deve essere rispettato, sia per dare valore al lavoratore, ma sia affinché l'assistito, spesso in caso di una badante, possa vivere serenamente all'interno della propria casa. Quindi questo è il primo errore, proprio non avere coscienza del ruolo che si ha nei confronti della persona che ci aiuta. Ma forse no, va al di là del vostro ruolo, ma il compito, diciamo, di fare il badante o di fare il collaboratore domestico è sempre più professionalizzato, nel senso che non si può lasciare a chi che sia. Ci sono dei corsi di formazione per questi tipi di lavoratori? Sì, assolutamente sì. Il lavoro domestico sta avviando un percorso per la certificazione, perché è un lavoro vero e proprio. Le famiglie ci richiedono sempre di più un'assistente familiare certificata, per cui Domina, insieme alle altre parti sociali, ogni anno forma 4.000 persone che possono dare una risposta alle famiglie dal nord al sud Italia. In Puglia Domina attualmente fa 4 corsi di formazione in 4 province della regione. Diciamolo chiaramente, molte volte capita che si va avanti per anni in un clima di collaborazione, di amicizia con i propri collaboratori domestici, poi a un certo punto succede qualcosa, comunque ci si ritrova di fronte a una vertenza che è difficile da affrontare. Allora, tante persone magari ci riflettono ogni tanto, dice ma forse io non sono in regola, come si fa a mettersi in regola? Gli diamo un consiglio di andare presso le associazioni che li rappresentano, per portare tutta la storia del proprio rapporto del lavoro e cominciare a regolarizzare con una busta paga. Quindi è possibile regolarizzare anche un pregresso, diciamo, che non è così limpido, chiaro? Diciamo che è possibile dare un punto di svolta con una busta paga che certifica dove siamo. Questo è importante per le famiglie per evitare
di avere delle vertenze in futuro. Ecco, chi invece inizia, vuole fare un contratto in regola, cosa fa? Chi deve fare un contratto in regola innanzitutto deve dare la comunicazione all'INPS 24 ore prima dell'assunzione, dopodiché ci sono quattro scadenze trimestrali che sono i MAV con i contributi di assistenza contrattuale, dare lo stipendio elargendo anche una busta paga, nonché a fine anno rilasciare una certificazione unica che attesta le retribuzioni date, che serve al collaboratore per fare la dichiarazione dei redditi. Nella scheda che abbiamo visto prima si parla di una popolazione che diventa sempre più anziana e quindi ci sarà sempre più bisogno di badanti, che è un compito che in genere fanno coloro i quali sono già avanti con l'età. I giovani capiscono che questa è una prospettiva per il futuro. Sta acquisendo dignità questo settore, era un settore considerato un non lavoro, lasciato alle popolazioni provenienti da altri paesi, ma nelle regioni del sud Italia vediamo che il 45% delle persone sono italiani, molte ragazze e giovani fanno questo tipo di attività, per cui è giusto supportarle con una retribuzione che gli dia la possibilità di avere una vita dignitosa. Sul territorio pugliese, chi appunto vuole approfondire meglio questi consigli, a chi si può rivolgersi, dove può andare? Le chiediamo di dirlo brevemente, che siamo alla fine. Deve andare sul sito associazionedomina.it, dove troverà gli indirizzi delle sedi dell'Associazione Domina, dove potrà avere tutte le informazioni necessarie. Quindi si può partire da internet, poi cercare la sede della vostra Più associazione vicino. sul territorio e rivolgersi a loro. Grazie, grazie a Lorenzo Gasparini, che è il segretario generale di Domina. Grazie anche a te, Lino, per essere